Il punto iniziale è solamente quello di, oltre ai saluti, anzi prima dell'ufficio di presidenza, credo sia doveroso il nostro saluto al nostro grande presidente Carlo Tavecchio. Qui al tavolo, poi prenderemo per il resto il presidente del collegio di revisione dei conti, il dottor Claudio Stefani. E adesso procediamo con la costituzione dell'ufficio di presidenza. Allora, il vicepresidente della Lega Nazionale di Attanti, il professor Benedetto Piras. Con un applauso ringraziamo Benedetto Piras. Abbiamo quindi sempre, almeno a memoria mia, non so a memoria, forse c'è sicuramente qualcuno più vecchio di me, ha sempre avuto come segretario dell'Assemblea Maria Luisa Miani. Maria Luisa Miani, era Maria Luisa Miani, quindi è nominata segretaria dell'Assemblea. Un saluto a tutti i presenti, siete tanti. Se qualcuno viene qui su e dà uno sguardo insieme, si accorge veramente quanto grande sia questo comitato regionale Veneto. Io ringrazio intanto Fiorenzo Vaccari per aver proposto a voi il mio nominativo per presiedere questa assemblea dei comitati dell'Italia del Nord. Ma è importante perché appunto è un'assemblea di fine quadriennio, è un'assemblea elettiva, un'assemblea in cui si rinnovano le cariche elettive del comitato. Grazie Presidente regionale dell'invito. Io ho partecipato alla seconda assemblea, quella della Lombardia e quella del Veneto, il che la dice lunga sulla valutazione che la Lega ha nei confronti dei comitati della Lombardia e del Veneto. Io vi porto anche il saluto del Presidente federale, che non è in questo momento potuto essere con noi per impegni assunti precedentemente come le solite formule di rito, però è presente sicuramente, perché nei comitati di questa portata si deve fare anche politica, e la politica passa attraverso la base della riduzione della governance, quella dell'indicazione delle nuove procedure per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti e l'assetto, diciamo così, dell'azionariato all'interno della federazione, delle leghe e delle componenti. Ebbene, usciamo da questo restyling con più forti, molto più forti, perché se è stato abolito il diritto di veto, come era giusto e anacronistico mantenerlo, e per la vostra presenza di società al cospetto di un sistema che ha trovato forse una nuova strategia democratica. Io vi voglio solo fare due considerazioni importanti. Stiamo facendo una grossa battaglia con il fisco. Noi non possiamo più permetterci che voi, e anch'io sono con voi, perché anch'io come voi sono un soggetto pagante come società per mantenere questo sport, per mantenere una base, tanto perché voi lo sappiate, sono 15.000 società che sostengono un costo di 1,5 miliardi l'anno di euro per fare questo giochino, chiamiamolo giochino, per mantenere il calcio italiano. Io come voi sono un soggetto pagante, a differenza dei soggetti percipienti, e noi non possiamo pensare, sono state fatte provvidenze per tutti, scudi fiscali, condoni fiscali ed edilizi di tutte le razze, e noi ancora dobbiamo chiedere col cappello in mano l'interpretazione di una circolare che preveda
come dovrebbe essere logico, l'utilizzo della quota forfettaria di 200.000 euro per sponsorizzazioni assolutamente senza entrare nel merito. Ebbene, alcuni uffici stabiliscono e discutono della congruità della sponsorizzazione. Non è assolutamente accettabile che puntigliosamente, in maniera che io non condivido, discutono del vincolo del nostro calciatore, dello status giuridico. Ebbene, non passa settimana che arrivi un'istanza al Presidente della Lega, al Presidente federale, sulla discussione del vincolo del calciatore fino a 25 anni. Lo sapete tutti quali sforzi abbiamo fatto 8 anni fa, 9 anni fa, quando abbiamo ridotto a 25 anni la nostra capacità, li facciamo giocare, li trasportiamo, gli diamo questo ed altro, e non abbiamo, secondo questi, la possibilità di diventare un soggetto che possa dargli almeno per 6 o 7 anni la possibilità di essere vincolato. Ma scusate, abbiamo fatto anche l'articolo 108, lo svincolo per accordo. Chi vuole fa uno svincolo annuale. E perché in testa? Perché sennò dovremmo dare per squadra 127 euro, perché noi, dovete saperlo, siamo 74.000 squadre, 15.000 società. Facciamo progetti mirati. I progetti mirati sono questi: l'assunzione di 120 giovani under 29. In ogni delegazione ci sarà un giovane che dovrà aprire la porta la mattina e chiuderla la sera, perché non possiamo più sperare in un volontariato che, pur lodevole, più all'altezza, il tempo lo condanna. Il tempo è nemico di tutti e non possiamo più pensare di aprire le porte con gente che non ha più neanche la forza. Oltre a questo, che è un fatto fisico, c'è un fatto culturale. Le delegazioni devono diventare ambasciate della Lega Nazionale Dilettanti. Quello è il fermento che in questo paese deve emergere di partecipazione. Noi non possiamo più aspettare le assise nazionali al quale sarà dato il nome di centro di comunicato che, vista la buona organizzazione che si è verificata nelle eliminatorie della Regions Cup, l'UEFA ha assegnato alla vostra regione le finali della UEFA Regions Cup con un contributo di 600.000 euro, che non sono nocciolini. Si svolgerà quindi nella vostra terra la finale europea con 8 nazioni europee nel mese di giugno dell'anno 21. Io chiudo auspicando che questa assemblea elegga le persone che meritano di essere elette, che hanno l'affetto, l'amore e la disponibilità per far crescere questo sistema, e di questo io vi ringrazio. Il Presidente magari mi ha pregato di fare una premiazione che è importante dal punto di vista, sotto tutti i punti di vista. Io chiamo qui il signor Giampaolo Seno, al quale noi come Lega diamo la benemerenza. Sulla relazione del Consiglio direttivo e della gestione contabile più grande che noi dobbiamo dare a tutte le società, a tutti i dirigenti, ai giocatori tecnici e a chi ha lavorato nel mese di ottobre e nei mesi precedenti per quella fase eliminatoria che ha portato a questa decisione. Ringrazio Carlo Tavecchio
per aver dato questa notizia a noi veneti. Grazie ancora. Nel salutare tutti per un'altra volta, inviterei al tavolo della Presidenza l'amico Felice Belloli, Presidente della Lombardia, rieletto sabato scorso in un'assemblea con un grande sportivo, un grande ex sportivo Mazzola, che ha vinto davanti a tutti noi, perché lo scorso anno noi abbiamo ottenuto un contributo di 63.000 euro per gli alluvionati, 30.000. Saluto anche per la presenza il Presidente del CRA Roberto Bettin e il Coordinatore regionale del settore giovanile scolastico Giuseppe Ruzza, presenti in sala. Grazie. Cercherò, allora, perché il nostro unico bilancio che abbiamo gestito dal primo giorno è quello chiuso il 30 giugno 2012, 1 luglio 2011, 30 giugno 2012. Quello precedente, noi siamo entrati in carica il 20 di ottobre, era già stato predisposto PEPO e bilancio dall'allora commissario. Noi oggi abbiamo voluto dare, abbiamo già anticipato, perché non è che ve lo consegniamo oggi il bilancio che andiamo ad approvare, anzi a relazionare. L'abbiamo mandato a tutti con la lettera di convocazione, però oggi abbiamo voluto anche consegnarvi una brochure che contiene non solo questo bilancio, ma anche i 3 precedenti che non erano stati mai pubblicati, sia quello che noi siamo andati a cavallo, ma anche i 2 precedenti. Quindi avete 4 bilanci dell'ultimo quadriennio, le relazioni dell'ultimo e avete anche, credo, un ricordo per tutti di quelle che sono state finora le esibizioni della nostra rappresentativa, che abbiamo detto prima, vincitrice del torneo delle regioni nel 2011 a Fiuggi, quello del cinquantenario, e poi lo spareggio con l'Abruzzo e il trionfale accesso alle Final 8 dello scorso mese. Quindi qui avete raccolto un po' tutto quello che è la nostra storia di questi ultimi 4 anni, oltre all'ultimo nostro. 505,80, mentre invece le spese di gestione dell'attività del settore giovanile risultano essere ben superiori. Appare quindi evidente che il predetto contributo non è sufficiente a sopportare il costo complessivo destinato all'intera attività del settore giovanile, che viene pertanto assorbito per la differenza dalle altre entrate del Comitato. Al fine di rispondere all'esigenza di interpretare ed integrare i valori espressi in bilancio, meritano un doveroso approfondimento alcune tematiche. Allora, ho già detto che non abbiamo aumentato i diritti di iscrizione. L'attività si è svolta all'8%, abbiamo ridotto i costi del 5,04% e qui il costo del settore giovanile è stato di 311.000 euro, 63.000 euro di differenza. Per contro le spese del personale sono aumentate, come dappertutto purtroppo, o perché ci sono gli adeguamenti salariali, da 266.000 a 296.000. Abbiamo preso in carico gli ex dipendenti CONI e la differenza ha portato a un costo di 110.000 euro. È stato comunque sempre rispettato il criterio della competenza economica. 100% della proprietà di Calcio Veneto SRL, che praticamente ha in carico la sede di Marghera oltre alla sede di Vicenza. Fatti di rilievo che si sono manifestati dopo la chiusura del bilancio. Chiedo scusa se posso bere un po' d'acqua. Luglio avete visto tutti Calcio Illustrato Veneto, che è partito mensilmente con 16 pagine dedicate al Veneto. Credo sia una bella realizzazione, utile per noi tutti. Quelle di 94.000 euro che proponiamo di destinare al fondo di riserva. Sarà una riserva utile per i prossimi anni, perché io prevedo grosse difficoltà anche a livello gestionale. A conclusione dell'attuale mandato voglio esprimere un particolare ringraziamento alle società venete per la collaborazione sempre dimostratami, nonché a tutte le componenti. Vi chiedo scusa ma non mi sento bene, passo la parola, scusatemi. C'è un medico per cortesia in sala.
mi sta già passando. Passo. Ti chiedo scusa solo qualche attimo, nel frattempo passerei la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Claudio Stefani, che completerà anche lui la sua relazione. Grazie. Le attività, diciamo, per le quali il collegio non deve dare il proprio contributo obbligatorio, però diciamo che viene coinvolto per garantire una gestione razionale ed efficiente. Io credo che da questo punto di vista noi possiamo essere tranquilli in quest'ultima gestione, ma anche nelle gestioni precedenti, perché sicuramente, ripeto, l'aspetto economico-finanziario del Comitato è sempre stato preservato e garantito. Naturalmente questa è una cosa che interessa a tutti, perché nel momento in cui dovessero verificarsi ammanchi o carenze finanziarie, le società sarebbero chiamate naturalmente a farvi fronte con l'aumento delle quote di iscrizione e con l'aumento dei diritti conseguenti. Ecco, credo che finendo, a garanzia di questa conclusione che sto ponendovi, è che entrambe le liste hanno candidato lo stesso gruppo per il collegio dei revisori, nel senso che su questa materia si ritiene che non ci sia niente da dire né da una parte né dall'altra, nel senso che entrambi i gruppi ritengono che la gestione economico-finanziaria del Comitato sia stata efficiente e corretta. Grazie.